spegnere i cellulari se potete, creano dipendenza, lo sapete? Come? Come, scusi? Ah, non posso fumare? Non è... Ma non c'è scritto però, non c'è nessun cartello vietato a fumare. Proprio non posso, una tiratina. Sono un po' emozionato, mi scusi, non sono abituato a fare interviste. Va bene, se non si può, la metto via per dopo però, dopo fuori, anche se anche per la strada si comincia a romperti le scatole, questa mania della sanità, fa male. Tanto si muore lo stesso, anche se non si fuma. Comunque mi ha fatto piacere che lei mi abbia chiamato, perché io mi ricordo di lei, l'ho vista che era piccolino, ah no, poco solo. E il suo papà come sta, l'ingegnere? Perché mi hanno detto che ha fatto l'ictus. Ma mi scusi se io chiedo, forse è una roba un po' personale, ma l'ictus l'ha colpito a destra o a sinistra? Perché se è diverso, sa? Perché se colpisce una parte resta la parola, ma se colpisce l'altra parte va via anche i movimenti. Comunque se lui è in grado, me lo saluta tanto, perché io a casa sua, no, poco solo, ho fatto tanti lavoretti. Ci ho messo su anche il terzo bagno. Sua casa grande, mi ricordo. No? Comunque, quando mi dice che devo cominciare, comincio, ok. Va bene. Dunque, buongiorno o buonasera, non so l'orario in cui verrà trasmessa sta roba, ma io sarei, cioè sono, Stefano, e facevo il geometra del comune. Ora sarei in pensione, perché, detto con rispetto, avrei 77 anni, che poi porto bene, vero? Mi si dice tutti che sono un ragazzino praticamente, perché ho 77 anni, 7 mesi e 11 giorni, perché mi piace essere preciso. E faccio ancora lavoretti? No, poco solo, ma tutti quanti, no, il nero, no, caro, io voglio essere sereno, dormire tranquillo la notte, che dormo poco, specie in questi ultimi tempi, ma bisogna essere sereni. Sa perché sto così giovanile? Vi aspetto, perché faccio una vita sportiva, una vita sana. A 77 anni, tutti gli anni con i miei amici, vado a Corvara. E in inverno sciamo tutto il giorno, perché abbiamo il bypass, il pass, e dobbiamo sfruttarlo bene sto pass. E tutto il giorno si scia, a mezzogiorno una piccola pausa per un panino, e si va avanti perché bisogna sfruttare sto pass. E dopo la sera me ne mangia tovaglia. È infame, ma... E dormiamo a Corvara anche d'estate? No? Poco solo? E fanno tutte le escursioni possibili, immaginabili, che lei vedesse. E io che ho la mia età, e i miei amici, alcuni sono molto più giovani di me, arrivo sempre per primo, è la cosa più bella. Sa qual è? In montagna. E quando l'erba è finisse, diventa pietra, roccia, e delle volte sto a guardarle tutte ste rocce, ogni tanto viene fuori anche il camoscio, ed è uno spettacolo. E ha fatto anche delle poesie, posso leggere? No? Vabbè. E tutti i miei amici, bravissima gente, molti laureati, che anche un medico, invece 2 ingegneri, come suo papà, tutte coppie sono, marito e moglie, o compagne,
benissimo lo stesso perché siamo aperti oggi, no? Io solo sono solo. Cioè, è chiaro che anch'io mi sono sposato, no, poco solo che mia moglie non è stata proprio, diciamo, all'improvviso, 29 anni fa, pensi, 29 anni fa, quando ero giovane ancora tanto, 29 anni fa, 5 mesi e 3 giorni, con oggi, pim pum pam, senza avvertirmi, senza dirmi niente. Si rende conto? Mica mi ha preparato, doveva fare dei controlli a Giustinian, che allora era ancora un ospedale che funzionava bene, e io la porto tranquilla per dei controlli, fa, dobbiamo fermarla il geometra, la signora. Allora io sono a casa, mi abitavo vicino, in qualche modo, de corsa, acciappare una borsa con tutte le robe, lei mi ha spiegato cosa prendere, torno per portare così, e viene fuori una infermiera mi fa, geometra si fermi, si sieda. Perché sono mica stanco, ho detto, sono sportivo io, pensi che era 30 anni fa, volevo entrare, non si può, si sieda. Viene fuori un medico e mi fa un embolo. Cosa è questo embolo? Cosa vuol dire? Insomma, pim pum pam, morta. E senza avvertirmi niente, come meno che fosse. Non ha fatto una cosa proprio, diciamo, simpatica verso suo marito, insomma, sono rimasto da allora vedovo. Come? Altre donne? Voglio vedere. Ho avuto per 4 anni e 7 mesi e 11 giorni la farmacista di Milano, bionda, finta, con delle treccine finte, giovane, molto più giovane di me, e con questa farmacista di Milano ho speso in 4 anni e quello che è, molti più soldi che con mia moglie, stai a cara, 40. E poi questa farmacista di Milano mi ha lasciato per uno più giovane di me, e io ho scritto una lettera feroce, piena di insulti, chiamando la puttana. Ma devo dire che dopo ho vissuto molto meglio senza, e ho speso molti soldi di meno. Poi ho avuto anche una bidella per 11 mesi e 14 giorni nel Marco Polo, dove mio figlio unico, Massimo, mi ha fatto il liceo, con molti ripensamenti, molte bocciature, siamo per uno strazio. Poi devo provare anche a metterlo a fare giurisprudenza, un esame all'anno, poi lo basta così, basta schemi. E l'ho messo io alle generali, dove lavoro adesso. Mica mi ha detto grazie, no, grazie, non si deve mai dire grazie al proprio padre. Un giorno mi ha detto, è tuo dovere perché io non ho chiesto di nascere. Come dico? Sì, perché io non ho chiesto di nascere, è tutto tu che hai fatto. Mi pare sia possibile che un figlio faccia così con il proprio padre. Con i miei amici c'è una roba stupenda. Viviamo separati, da lontano, ma ci incontriamo quasi tutti i giorni, il pomeriggio, Campo de San Poio, e beviamo delle cose, no, cose quelle rosse, sai, i spritz, no, niente, tutte cose leggere, non colorate, perché mi faccio sempre il cicapete. Ogni 6 mesi controllo il cicapete, che lei vedesse che roba, che non ho neanche una stelletta sui valori, e neanche un toso. E andiamo sempre a fare delle meravigliose vacanze, perché abbiamo tra gli altri uno che ha un'agenzia di viaggi a Mestre, bellissimo, e l'anno scorso siamo andati in Argentina, se mangiava la carne che si tagliava con lo scuccello, da tanto morbida che c'era, e poi le pampas, ho fatto un sacco di foto, di video, che roba, e l'anno prossimo, se la salute ci assiste, sa dove andiamo? Il Tibet. E che sei proprio nel programma dell'offerta, visita guidata,
nei conventi tibetani dove c'è quei monaci gialli che ha tutte quelle trombe stranissime e all'alba e saluta il sole, roba meravigliosa. E si potrà vedere, se vai anche ad Auschwitz, no, poco solo, con la vista guidata, tutta la Shoah abbiamo fatto, anche un sacco di ricordini bellissimi, cioè triste, però insomma devi sapere cosa è stata la storia, no? E la mia casa è un sogno, tenuta proprio sui pergoli, c'ho i gerani, vedesse che roba, perché io sto alle campane, dietro Rialto. Sa cosa sono le campane? Le puttane. Perché Venezia, nel Medioevo, nel Rinascimento, ho studiato qualcosa, aveva più bordelli che chiese, e sì che c'è tante chiese, no? Chiese era più puttane che suore. E quando vado via in vacanza c'ho il vicino gentilissimo che gli spiego come fare con le mie piante, con i miei gerani. Mai dar troppa acqua! Col deo ti garanta star e a terra e sentir se la pianta ha sete. Trasforma la sete in bellezza. Se ti viene ammassata, ti accoppi. Certo non devi lasciarla proprio morire di sete, ma ogni tanto col deo. Così proprio asciutto, che ti arrivi proprio in fondo al deo, che sei tutto asciutto, allora devi dare un po' d'acqua. Piano, leggero. E sei bravissimo, io ho insegnato. In camera da letto, sul comò, le tutte le foto di mia moglie, no, poco solo. E se oramai all'età di mia figlia potrebbe essere. È strano, no? E sei ancora giovane. Aveva 42 anni quando è mancata. È bevarda, sorride, tutti i capelli neri. E nell'armadio vede ancora le sue pellicette e le scarpe. Aveva i piedi piccoli, 35. Mio figlio Massimo, 1 mese e 21 giorni fa, mi chiama e dice: vengo a abitare da te. Che modo dico? Cioè, così tu lo dici? Sì, perché sono stanco di pagare l'affitto. Quella è casa mia. Massimo, un momento, è anche casa tua, ma innanzitutto è casa di tua madre. Appunto, mi sono informato dall'avvocato. Sì, che ho diritto anch'io, potrei anch'io al limite chiederti dei soldi indietro tutti questi anni che ho pagato l'affitto. Ma devo trovare lavoro, devo pagare tutto quanto, università che ho sprecato tutti gli skate, devo trovare il posto dei generali, e ti mi dici di fare l'avvocato. Insomma, sei venuto in casa con la sua compagna, tal Anna Maria, detta Cicci. Una spiungona alta, più grande di lui. Quello che ha 37 anni. E invece sta qua, va sui 40 se non di più, che studia ancora architettura. E naturalmente la scelta foresta, non veneziana, no, per carità, marchigiana. La foresta. E sa che roba? Magra, pallida, e affuma continuamente giorno e notte, con la gomma americana che mette sotto i tappeti, che gli odio quando fa quei movimenti coi denti, fa per esasperare. È un inferno ormai diventata la mia vita. Un inferno. La prima notte che era dormivo qua, 1 mese e 21 giorni fa, quindi dopo Bruno Vespa vado a letto a dormire tranquillo. Alle 2:11 di notte, 2:11, l'orologio sul comodino, e 2:12 nella sveglia sul comò, e 2:13 invece sulla cosa della parete.
Ho detto, cosa nasce qua? Questo è un terremoto. E a casa che saltava di qua, di là, pum, pum, pum. Oddio, devo correre fuori. E sentivo che sigava anche. Io dico, oh che bello, i fa baruffa. Giusto vedere che si alza. E se si alza, va via, va fuori, perché non ho altre camere da letto, capisce? Sono 2 le camere e non potrà mica la signora o il signorino dormire in salotto, che il mio salotto è sacro. E dopo un po' ho capito che quei 2A non stavano facendo baruffa, ma un'altra cosa, la Cicci e assigava dal piacere. Beh, che roba! Da farmi vergognare, perché io le mie donne, la mia povera moglie sta a cara, o è farmacista di Milano, o la mia bidella, io non l'ho mai fatta gridare. Ma scherziamo, su e via, finito, loro erano tranquilli, erano anche, mi sembravano riconoscenti, e stava zitta se non altro. Questa è la sciga come una matta. E poi la cosa più strana, la durata. Io venivo in pochi secondi e sta qua, giocò 21 minuti la prima volta, poi pausa, ora si dorme, come penso, no, dopo un'ora i gari cominciano con urla ancora più selvagge, delle belve. E non ho capito niente, naturalmente io cominciavo a prendere psicofarmaci, prazene. A volte dopo dico, stanotte sarà che si riposa dopo l'orgia. Gosserà il mio libretto, che è un libro di Vespa, che mi piace tanto essere Vespa, sia vederlo in televisione che un uomo che mi dà tranquillità. E anche esserlo, fa delle cose di storia, che siano libri chiari, si capisce tutto. E sono addormentato. Ai 3 e 16, 17 o 18 sulla parete, altro che la sera prima, molto peggio per i mobili, il letto, e andava su e su, sembrava che andasse contro le pareti, spacca tutto, e urli insani. E se durava quasi un'ora, e ho detto, ecco dove mio figlio eccelle. Perché pareva proprio mediocre in tutto, ma qualcosa sa fare di quel ragazzo. E allora il giorno dopo, con la testa che mi scoppiava, mi sono sentato a Casapanca nell'ingresso, dove quando sua mamma è mancata lui era seduto là che piangeva, aveva quasi 4 anni, e l'ho visto che usciva. L'ho detto, Massimo, scusa un attimo, cosa c'è? Vorrei parlarti se posso. Cosa vuoi? E ho detto, ma in modo molto educato, sa, molto sereno, quello che da 2 notti la stava succedendo. E ho detto, mi vorrei riposare, non sono abituato di notte a svegliarmi. E man mano che capiva quello che dicevo, perché non sei più intelligente, e me la guardava con un odio, l'odio che ha sempre avuto per suo padre. E me la sigà che dicevo arteriosclerotico e un guardone. E se da fuori sbattendo la porta e se cascava il ventaglio di vetro appeso alle pareti che avevo comprato in un viaggio con gli amici a Valencia, in Spagna, e costava 200 euro, tutto rotto. A mio arteriosclerotico compensare, a mio guardone. Intanto, come l'ho detto, vedessi i miei esami che non è un asterisco davanti ai valori. Voglio vedere il suo che ha una panza a 37 anni che fa già un vecchio con tutti i capelli bianchi. Io, guardone, che sono come un angioletto oramai, dopo per l'idea, non ho avuto più nessun pensiero che mi pare essere quasi un castrato. E aver fuori la signora Cicci, ma che succede in questa casa? Non si può più dormire. Che pare che sia possibile, che muoio. Ed allora io
ho cominciato ad aver paura. Sì, paura di mio figlio. E se è grande e grosso, se si è messo a urlare in quella maniera, è capace anche un domani di alzare le mani. E infatti la notte dopo gli ha ripreso come prima, ma stavolta in più mi rideva in una maniera offensiva. Ed allora sono andato in farmacia, ho chiesto i tappi anche di cera e mi fa il farmacista: geometra, sono pericolosi quelli di cera perché possono, non importa che mi vado nel cervello, non importa, cera. E dopo fumo, io che non ho mai fumato, comincio a fumare e vado a vedere nelle agenzie immobiliari se c'è casa in affitto, ma non è giusto perché quella casa è mia innanzitutto. Ma io non resisto così tanto. E mi sono sfogato con il mio amico Gigi che ha una bella casa a Lido e mi ha detto: guarda, se vuoi venire da me? No tesoro, perché ho pensato agli amici se bei a distanza, dopo un po' gli spuzza come il pesce. E lui ha detto: benedico il giorno, il mese, l'anno che mia moglie ha abortito. No caro, l'ho detto Gigi, che sei anche dei bravi fiori, non tutti sei come Massimo, però ho paura. Se si ricorda certe scene passate, perché io ogni tanto col lavoro che facevo lo bastonavo. Una volta mi ricordo che volevo andare al cinema e mi ha detto: no, ti davo schei. E lui diceva: se fosse viva la mia mamma. E un giorno che non mi dava mai la pagella e io ero molto nervoso, avevo avuto uno scontro col comune e mi volevano darmi gli arretrati, mi ero accorto della sua pagella, mi aveva nascosto sotto il letto e allora ho chiesto: questa pagella? No, non ce l'hanno consegnata ancora. E allora avevo mostrato, era 3, 2, 3, 2, 3, 4, solo 6 in ginnastica. E lo inseguio attraverso la stanza da pranzo, poi avevo afferrato, ho acciappato la cintura, ho cominciato a dargli tante sulla schiena, sulla testa. E lui mi guardava con odio e non c'era una lacrima. E come pensasse, adesso si ricorda, è mia colpa. E fra poco andremo di nuovo a Corvara con gli amici che tutto il tempo Stefano qua, Stefano là, perché sei abituati a vedermi sempre al centro, fresco come una rosa, ma adesso sono stanco. Sei 40 giorni che non dormo, con tutti i calmanti che prendo, che non serve a niente praticamente. E non so come tirare avanti, però so già che farò un saluto al figlio e dirò: Massimo, se mi permetti, buon Natale caro, a te e alla tua compagna Cicci. Ma non stai a esagerare, perché è meglio che ti compagnizi un fiamme tanto, perché sennò dopo un po' ti stufi. Sta attento con questo strafare. E spero che lui sia disposto a ascoltare e non mi spinga fuori con le valigie. Ah, è finito, sì. Mi scusi, sa, se... ma comunque si ricordi di salutarmi suo padre, tanti auguri anche per il suo lavoro, questa roba qua che andrà in America. Dov'è, scusi, la porta? Ah, di là. Buonasera e grazie. Sei bravissimo.
copioni, eccetera, vero? Copioni, e poi tanti monologhi, sono bellissimi, i monologhi li conosciamo, e non so fuori, se volete, quanto costano? 15 euro. 15 hanno visto, io non c'entro. Comunque sono molto piacevoli anche nella lettura, anche perché possiamo leggerli pensando a questi che ho già recitato. E quindi con maggiore piacere. Auguri di tutto, eh?